Tutto è pronto a Vicenza Almenti per questo incontro tra il Vicenza e il Crotone, una partita importante per la squadra di casa, importantissima per la formazione calabrese che evidentemente chiede punti a questa trasferta, un Vicenza che è attestato a quota 10 in classifica, un Crotone che invece naviga in una posizione un pochino più arretrata, a quota 9, ne avrebbe 11 in realtà sul campo, ma era partito con una penalizzazione da -2 e questo ovviamente è un dato che va scontato nel corso del campionato, per cui Crotone e Vicenza sono due squadre che sembrano equivalersi almeno in quanto a capacità penetrativa, offensiva e a qualità della rosa. Formazioni completamente diverse da quelle annunciate, soprattutto per quanto riguarda il Crotone, che lascia in panchina un po' di uomini importanti. Il Vicenza si conferma con il 4-3-3 come schema, ma tra i pali a Pizzoglio, poi ha Brighenti, Martinelli, Camisa e Di Matteo in linea difensiva, Gavazzi, Castiglia e Misuracca in mediana, con l'inserimento di Ganci, che all'ultimo istante è stato preferito a Mustacchio, di Danti, che è stato preferito a Mustacchio e che gioca con Giacomelli esterno e Malonga di punta. Quindi Danti per Mustacchio, che va in panchina accanto a Coser, Giandonato, Pisano, Maiorino, Plasmati e Padalino. Crotone che invece ha rivisto i propri piani, c'è da pensare anche all'infrasettimanale. Bisogna fare in modo che i giocatori possano recuperare, soprattutto nel momento in cui ci si trova davanti a impegni continuati, e allora un po' di riposo per qualche giocatore di movimento e che può puntare l'avversario e l'area avversaria potrebbe persino fare bene. Quindi formazione che è stata modificata con Caglioni tra i pali, con Matute, Vintò, Abruzzese e Mazzotta in linea difensiva, con Addae, Eramo e Galardo in mediana, Torromino e Gabbionetta a fare da esterni con Pettinari di punta. In panchina vanno Concetti, Migliore, De Giorgio, Ciano, Maiello, Calile e Correia. Un minuto di silenzio per la morte del militare italiano in Afghanistan, il caporale Tiziano Chierotti. Un applauso sentito, commosso da parte del pubblico. Italia che continua a pagare un tributo di sangue importante nella difesa di quelli che sono valori immutabili e da custodire, come la libertà e come la pace. E ancora una volta la sensibilità del calcio, che ovviamente è sempre unito, sempre presente in queste circostanze, quantomeno per rendere omaggio. È difficile poi poter riparare al dolore e a un'assenza, ma ci si stringe tutti assieme, anche perché chi lontano da casa rischia la propria vita e talvolta la perde, lo fa fondamentalmente anche per noi. Una partita importante per entrambe le formazioni, bisogna fare punti, bisogna scostarsi dalle zone della classifica che sono ovviamente le più delicate. Due formazioni che certamente chiedono soddisfazioni a questo campionato. Crotone e Vicenza hanno le caratteristiche e le qualità per poter fare bene, ma bisogna in qualche maniera anche scrollarsi di dosso quella che può essere la preoccupazione, l'angoscia che talvolta si incontra viaggiando, navigando nelle zone di media-bassa classifica
dove è sempre un pericolo imminente quello di poter essere risucchiati in lotte per la retrocessione, quindi per la salvezza, che evidentemente non regalano nulla a nessuno e che restano temibili, soprattutto perché una volta che ci si resta invischiati, dopo bisogna saperne uscire. Prima discesa del Vicenza con questo cross in area a cercare una deviazione, un intervento che è improbabile, una palla molto alta, molto profonda. C'era anche una discreta situazione positiva per il Vicenza con Giacomelli che sembrava potersi allungare a cercare palla, ma nulla di fatto. Pallone che è terminato in fallo laterale per la rimessa del Crotone che può ripartire e può dare il là alla propria azione offensiva. Un Crotone che non è venuto a guardare, non è venuto a fare la comparsa, un Crotone che però deve stare molto attento, perché questo Vicenza è una squadra che può anche far male e lo ha dimostrato nel corso di questi primi turni di campionato. La rimessa con le mani e il pallone affidato ancora una volta a questa iniziativa di Giacomelli, che viene fermato, contrastato in maniera efficace. Crotone che si rifugia nuovamente in questo calcio che scaglia la palla lontano, ma non abbastanza. Riprende Martinelli e fa girare la manovra di un Vicenza avvolgente. Gavazzi, palla giocata all'indietro, ancora Martinelli, si allarga da questa parte Di Matteo, pallone che invece viene giocato ancora verso Giacomelli, poi Castiglia, apertura laterale, questo inserimento con lo spazio per una conclusione che non trova però lo specchio della porta. Una buona iniziativa di Brighenti, che si è accentrato, ha cercato il tiro, qui fa tutto bene, trova anche il corridoio giusto ma non trova la mira. Rimessa affidata a Caglioni, che con questo lunghissimo rinvio va a cercare il colpo di testa offensivo di Pettinari, che poi mette in movimento tutto il reparto d'attacco. Si fa vedere anche a Dai adesso. Gabionetta cerca spazio, aveva cercato un tiro a giro, palla che viene respinta, a nulla serve il tentativo di Giacomelli, che poi va a sbattere contro le protezioni e si fa male lì dove ci sono i tabelloni pubblicitari. Accusa il colpo Giacomelli, c'è un terreno viscido a causa di una pioggia che scende con costanza a infastidire e a rendere anche insidioso il terreno di gioco. Battute, palla verso Addae, che poi cambia gioco dalla parte opposta, viene a sostegno Migliore, che all'ultimo istante è stato preferito a Mazzotta. Intervento del direttore di gara, a terra Gabionetta, si rialza il brasiliano. Castiglia, Gavazzi vicini per creare i presupposti per una barriera 3+1, chiama Pinsoglio la disposizione. Galardo e De Nilsson, Gabionetta sul pallone. Pronto proprio il brasiliano, che prende adesso una discreta rincorsa. Parte il suo sinistro a giro, palla fuori, non lontanissima dai pali di Pinsoglio. Buona opportunità per il Crotone su calcio di punizione. Qui Gabionetta, un passo e il tiro. Palla che non è lontanissima dallo specchio, ma controlla senza difficoltà Pinsoglio, che battezza bene il pallone fuori. Ancora palla ancora del Crotone, poi un po' di difficoltà, Vintò prova a intervenire, Gabionetta a prolungare. Si chiudono le maglie della difesa del Vicenza, che prova ancora con questo pallone lanciato in profondità verso Malongà. Poi c'è un intervento del direttore di gara,
Ciampi di Roma, coadiuvato da Cucchiarini e Ceccarelli, con Merlino quarto uomo. Qui l'intervento con Ventò che termina in terra. Il calcio di punizione battuto da Caglioni, che va a cercare ancora il tentativo di controllo di Pettinari, che però non riesce. Può salire Giacomelli, avanza il Vicenza. Buono il lavoro di Giacomelli, che si libera di Eramo, che poi torna su di lui. Non c'è fallo, allora Matute, può ripartire il Crotone. Pallone sventagliato dalla parte opposta, dove si fa vedere Galardo, quindi migliore la sua sovrapposizione in appoggio. Poi palla ancora in profondità, dove fa buona guardia però la difesa del Vicenza, esce dalla linea di difensori Brighenti. 7 minuti sul cronometro, 0-0 tra Vicenza e Crotone. Galardo si ferma, poi chiede collaborazione a Migliore, si fa vedere sempre a Dae, un pallone che viene deviato in fallo laterale. Eccolo qui Francesco Migliore a lungo in ballottaggio con Antonio Mazzotta per il ruolo di esterno basso. Alla fine è stato preferito Migliore, che adesso va alla rimessa con le mani. C'è vicino Galardo, cercato invece un appoggio un po' più avanti verso Pettinari, che libera ancora verso Migliore. Buono il tentativo di mettere il pallone in mezzo, ma difesa del Vicenza che si chiude con attenzione. Poi questo rinvio di Misuraka e palla che il Crotone può gestire nella propria tre quarti. Caglioni, abruzzese e Migliore. Galardo sempre pronto a farsi trovare libero, la battuta lunga di sinistro, palla direttamente tra le braccia di Pinzoglio. Vicenza che deve fare a meno di uomini importanti: Pinardi, che ha una lesione muscolare a una coscia, Semioli, un affaticamento a un adduttore, e poi Gianni, Rigoni, Lazco, anche Pisano non sta bene. A lungo Breda ha cercato di verificare in che maniera potesse mandare in campo gli uomini contati di cui dispone in questa partita. Crotone che invece deve rinunciare a Falconieri. Ha recuperato Migliore e Ciano dopo la squalifica, ha ritrovato anche una disponibilità di Maiello, comunque è arrivato in Veneto con 19 uomini. È una formazione un pochino meno obbligata di quella che alla fine Breda ha mandato in campo per i padroni di casa. Giacomelli sulla verticale a cercare Di Matteo, buono il movimento, buono anche il tentativo di cross, ma un po' corto, palla messa fuori. C'è sempre Adai a fare guardia assieme a Ventò in chiusura di cerniera. Adesso Ventò sparacchia via lontano, dove di testa Camisa prova a rimettere il pallone in avanti. Matute per un difficile controllo di Gabionetta, che non riesce a tenere il pallone in campo. La rimessa per Di Matteo. Malongà, avanza il Vicenza, c'è un piccolo break all'interno delle maglie della formazione calabrese. Aveva provato Danti a farsi vedere, pallone che resta però in possesso dei padroni di casa. Ancora Di Matteo, molto mobile Di Matteo, si propone sempre, riceve ancora palla, la fa girare verso Martinelli. Non ci sono molti spazi a disposizione, il Crotone occupa bene il terreno di gioco. Matute esce dalla linea dei difensori, poi non riesce a controllare, palla che gli sfugge oltre la linea bianca. La rimessa è comunque del Crotone, l'ultimo tocco di un giocatore del Vicenza. Migliore,
avanza il Crotone, si fa vedere Pettinari, il colpo di tacco un po' pretenzioso, una palla fuori misura, poi Addae prova a recuperarla, ancora migliore Galardo, attaccato da Misuraka, migliore, deve retrocedere il Crotone. Attenzione a questi palloni che sono pericolosi all'indietro, c'è Malonga in agguato, staccava bene Abruzzese, quindi Caglioni con i piedi. Il miglior marcatore del Vicenza, Malonga, è un giocatore sicuramente insidioso quando può partire in velocità. 5 reti per lui in questo campionato fino ad ora. Dall'altra parte però attenzione a Delizon Gabionetta, che di reti ne ha segnate 4, di cui una sul calcio di rigore. Anche lui è un giocatore che ha dei colpi imprevedibili e che talvolta risolve anche le partite. Giacomelli prova a salire, cambia passo, poi trova ancora Di Matteo, buono lo spunto, e buono anche però lo spunto difensivo di Ventò, che va a mettergli la palla alta in fallo laterale. Pallone già rimesso in gioco. Martinelli, sale Brighenti a dare un appoggio, il cross in area proprio verso Malonga, anticipato, poi doppio colpo di testa, il rinvio finale di Addae, Pettinari mette la palla giù, può ripartire il Crotone. Attenzione a Galardo, si distende il Crotone, c'è buona iniziativa e grande spazio sulla sinistra con questo tentativo di penetrazione di Pettinari, che si era trovato in condizione anche di andare a battere a rete, ha indugiato troppo, ha atteso un passo di troppo e ha permesso il recupero di Brighenti e di Martinelli, il quale che è scivolato gli è andato a mettere il pallone in calcio d'angolo, ma aveva l'angolo di tiro e forse avrebbe dovuto provarci prima. Si è arrabbiato Massimo Drago sulla panchina perché era una buona occasione con la squadra scoperta e col Vicenza che aveva lasciato il buco sulla sinistra nel quale infilarsi. Attenzione qui ad Abruzzese e a Ventò, che sono ottimi saltatori di testa. Parte la parabola, pallone corto quasi sul vertice della prima area, l'area piccola, e palla che termina direttamente in fallo laterale. Siamo entrati nel 14° minuto, 0-0 con il Crotone che ha avuto una buona opportunità, vanificata da un eccessivo indugiare prima di andare al tiro da parte di Pettinari. Attenzione perché si è fatto male Di Matteo nel contrasto precedente, è rimasto dolorante alla gamba sinistra, forse un colpo al ginocchio. Rivediamo, contrasto con Eramo che poi impatta contro il ginocchio, ma nel contrasto assolutamente senza volontarietà. Rivediamo ancora, da terra Di Matteo blocca il pallone, va ad impattare sul piede di Eramo, si rialza Di Matteo che sembra essersi comunque ristabilito. Ancora in profondità, dove il migliore sulla traiettoria riesce a intervenire di testa. Attenzione perché il Vicenza resta comunque in attacco, azione insistita e tentativo di penetrazione di Danti, fermato velocemente, calcio di punizione dal limite. Rivediamo, buono il lavoro di Danti e poi Abruzzese che gli mette una mano sulla spalla, lo trascina giù. Calcio di punizione in favore del Vicenza e da qui anche Malonga può provare a esprimersi. Gavazzi al disturbo nella linea dei difensori che sono in barriera, c'è Gavazzi vicino al pallone, eccolo, c'è Malonga tutto solo, pronto alla rincorsa, parte la parabola alta, imprecisa.
Qui la conclusione di destro di Dominique Malonga, che non trova però lo specchio della porta, e riprova il Crotone dalla parte opposta a ripartire. Intervento del direttore di gara, c'è un tocco con un braccio, calcio di punizione già battuto. Pallone sprecato. Non è che sia una partita bellissima, certamente questo in parte dipende anche da un terreno del gioco che non è sempre solido sotto i piedi dei giocatori. Di fatto sono due formazioni che si temono anche. Addae, abruzzese, apertura dalla parte opposta, dove però c'è subito la pressione dei giocatori del Vicenza che vanno ad attaccare immediatamente il portatore di palla. Malonga gioca largo, ancora una buona iniziativa, si decentra anche Danti, il pallone deviato dal migliore termina in angolo su questa buona incursione, che però non ha fortuna. Cavazzi si allarga bene, va sul fondo per mettere in mezzo. Vedete Danti che si era decentrato opportunamente, Malonga in mezzo e Giacomelli sul primo palo, palla che non filtra per un ottimo, eccellente intervento difensivo. Migliore abile a prendere il passo dell'avversario e poi a mettergli la palla in un angolo che non è stato sfruttato adeguatamente. Altra rimessa con le mani, Brighenti asciuga il pallone, poi si prepara a riproporlo in gioco con questo pallone lunghissimo a cercare Malonga. Attenzione a Ventò che esce per respingere, e poi a questa conclusione della distanza che preoccupa un po' Caglioni, perché dal basso verso l'alto con un ottimo spunto e una bella felice posizione del corpo, sul rinvio di Ventò arriva come un ossesso di Matteo, che però non trova lo specchio della porta nonostante abbia tenuto anche abbastanza basso il pallone. Poi la palla si è alzata nella seconda parte del suo tragitto. Buona iniziativa di prima intenzione, si è ben comportato Di Matteo in questo caso, dimostrando A di essersi ristabilito, B di essere il giocatore in questo momento sicuramente più presente, ma anche quello più pronto a approfittare di eventuali svarioni difensivi. Qui un rinvio di Ventò che non era stato particolarmente efficace. Addae, palla all'indietro, abruzzese, allarga, c'è Migliore sulla sinistra. Adesso la pioggia si è ritirata in buon ordine, arriva anche uno spicchio di sole, parte la parabola a cercare Pinsoglio, che non si fa sorprendere, va in presa alta. 20 minuti, 0-0 tra Vicenza e Crotone. Ancora Di Matteo, Martinelli, poi Camisa, Brighenti, avanza tutto il reparto difensivo del Vicenza a sostenere questa azione. Malonga, palla lì dietro, attenzione perché c'è una buona penetrazione, ancora Malonga, può caricare il destro, la respinta di Addae, poi viene fuori ancora Galardo che va giù, calcio di punizione, l'attacco di Cavazzi falloso. Qui Galardo che poi dà l'impressione di andare a cercare il calcio di punizione, ma neanche abbastanza smaliziata. Quanto basta interrompere un attimo la pressione che stava esercitando il Vicenza e permettere al Crotone di provare a ripartire. Un pallone che però è stato già recuperato sulla tre quarti della formazione biancorossa, che adesso riparte da Pinsoglio, sinistro di Pinsoglio, poi Danti di testa,
Poi c'è questo break per zone centrali con Gavazzi che di testa si porta avanti il pallone, ma alla fine viene frenata anche la sua iniziativa. Di testa Castiglia, dalla parte opposta Ventò, può ripartire ancora il Crotone, lo fa galoppando sulla destra con l'iniziativa che da Eramo si trasferisce verso Gabionetta, che ha un buon controllo ma non ha una felice idea nel rientrare a cercare il pallone sulla sua sinistra, perché c'era il raddoppio dei difensori. E poi palla che si perde nuovamente in fallo laterale a beneficio di un Crotone che adesso sembra voglia tirare un po' la testa fuori dal guscio. Addae, Galardo, il sinistro di Galardo, ancora pallone messo giù da Gabionetta con eleganza, poi il sinistro di Gabionetta a cercare dalla parte opposta un inserimento pericoloso sul secondo palo, che però non c'è. Galardo recupera, tiene bene il pallone da terra, poi però forse viene colpito al volto nel contrasto con l'avversario. Era a terra Galardo, ha chiesto i soccorsi, guarda Tanti da vicino, vediamo, qui forse sfiorato da una gomitata Galardo, che però va giù. Da qui non vediamo se c'è un contatto con il piede dell'avversario, francamente. L'impressione è che sia stato sfiorato dal gomito nel primo intervento, quando poi è terminato in terra. Torromino pronto a battere questo calcio di punizione, area che va affollando, si parte la parabola, ha messo fuori il pallone, tiene giù Addae, Matute, cercare proprio Torromino sul secondo palo, palla ancora sfiorata dai difensori e messa in fallo laterale. Attende Torromino, richiedimi migliore, poi invece si propone Galardo che sembra stare bene, alla fine eccolo migliore per la rimessa con le mani. Pettinari all'indietro, poi Galardo, palla profonda, troppo, poi schizza via sul terreno di gioco. 24esimo, nulla di fatto, non può arrivarci Eramo, palla che si perde sul fondo con Breda che dà indicazioni ai suoi e Pinzoglio che ha già rimesso il pallone in gioco. Di Matteo cerca la soluzione sulla verticale dove era venuto anche Castiglia, palla ricacciata all'indietro, poi di testa Martinelli all'indirizzo di Pinzoglio. Con calma Camisa, poi ancora Di Matteo, Misuracca, Martinelli, accenno leggerissimo di pressione da parte dei giocatori del Crotone già sulla linea della tre quarti, pallone messo in fallo laterale, ancora una rimessa del Vicenza. Martinelli, palla alta, non può arrivarci nessuno, ma tutte per la rimessa con le mani. Provato a toccare di testa Giacomelli ma non ci è arrivato. Gabionetta si libera bene di Castiglia, poi si ferma, palla sul sinistro controllata con l'esterno, un po' incerto nel movimento, alla fine viene caricato da Misuracca, calcio di punizione. Qui Misuracca che sbilancia Gabionetta in maniera abbastanza netta. Migliore, palla che forse è terminata fuori, così è. Poi si spiegano Brighenti e Migliore, un po' inquieto Massimo Drago. Qui il controllo di Migliore, da questa immagine è francamente impossibile valutare se la palla fosse o meno tutta al di là della linea bianca, ma dall'atteggiamento dei giocatori così sembra. Galardo recupera palla, prova ad andare via, resiste a un paio di attacchi degli avversari. Misuracca torna su di lui, lo ferma,
Malongà, c'è spazio per il Vicenza che può distendersi, poi Misuracca prova la conclusione, è fiacca ed è anche fuori misura. Fischia un po' il pubblico di Vicenza che insomma non mi pare gradire molto uno spettacolo che francamente per adesso non ha proposto granché. Gianvito Misuracca, giocatore che è cresciuto tra Vicenza e Grosseto, ha buone frequentazioni con l'Under 20 prima, con l'Under 21 poi, e ha vinto un prestigioso bronzo al torneo di Tolone nel 2011 con l'Under 21. Martinelli, Camisa, sale ancora il Vicenza, lentamente prova a costruire una nuova iniziativa. Siamo al 27esimo, ci avviciniamo al ridosso della mezz'ora. Non è una partita che abbia offerto grandi emozioni fin qui. Ancora Di Matteo, verticale per Giacomelli che va via a Matute. Giacomelli punta l'uomo, lo ferma a Daente che è scivolato, poi Ventò bruciato e ancora il ritorno di Matute che sull'iniziativa di Di Matteo, a giudizio del direttore di gara, entra in maniera corretta, mentre Di Matteo a simulare il fallo, magari cercando un calcio di rigore, non si capacita Di Matteo della decisione del direttore di gara, che è quella di ammonirlo, non punendo invece l'intervento del difensore. Qui possiamo rivedere, va Di Matteo, il contatto con Matute sembra esserci fuori area, ma sembra che Matute vada a colpire decisamente la gamba di Di Matteo, che poi rotola in area. Alla fine per Di Matteo c'è il giallo. Diciamo che rigore non era, ma sicuramente il contatto c'era stato. A terra Pettinari, 28esimo minuto. Sandwich su Pettinari che termina a terra. Dalle retrovie arriva Abruzzese che vedete alza il braccio per farsi vedere. Pallone di Torromino in area a cercare Vantò, testata fra due giocatori, Brighenti e Vantò, e qui fa male e fa benissimo il direttore di gara a interrompere subito, con Brighenti colpito alla nuca e Vantò che invece ha colpito credo con la regione occipitale. Rivediamo. È brutto qui perché andava a colpire all'indietro Brighenti mentre cercava di dare la frustata in avanti Vantò. Sono fatti male entrambi e dietro di gara che ha fatto benissimo a interrompere subito. Indicazioni di Breda per Di Matteo. Le palle che arrivano sull'esterna di sinistra vanno giocate un po' più aperte. A Di Matteo è stato chiesto di affondare dando spazio e aria alla manovra. Qui Vantò pronto a rientrare, imbarcato uomo dal quarto uomo Merlino, che adesso gli dà il permesso di riprendere il suo posto in campo, dove intanto è stato coperto da Addae. Ancora Giacomelli va a puntare l'uomo, c'è Matute su di lui, poi proprio Vantò, Giacomelli, una conclusione che non può preoccupare Caglioni. Eccolo qui Stefano Giacomelli, arrivato dal Pescara, e qui invece la parata di Caglioni. Malongà non passa, altra rimessa con le mani, questa volta sul settore di destra, ancora in favore del Vicenza, superata la mezz'ora. Sale l'urlo del pubblico, che non è quello delle grandissime occasioni, ma si fa sentire a sostegno di un Vicenza che però fin qui non è riuscito a mettere sotto il Crotone. Anche se per la verità poi non è che abbia rischiato granché la squadra di casa.
biancorossi che adesso ci riprovano a confezionare una nuova manovra offensiva ripartendo dalla zona più arretrata e da questa incursione di Camisa che viene lanciato adesso in profondità dal tocco di Giacomelli, guadagna una rimessa con le mani per l'intervento di Galardo. Camisa già effettuata, anzi Di Matteo, che va ancora a saltare comunque al disturbo di Galardo e guadagna la rimessa con le mani. Ancora Di Matteo, passa Di Matteo, il cross di destro, palla che Ventò allontana di testa, poi si tocca dove aveva ricevuto il colpo prima, evidentemente gli fa ancora male, gli gira la testa. Calcio d'angolo per il Vicenza, secondo tiro dalla bandierina, pallone che Di Matteo ancora respinto, poi prova a uscire fuori il Crotone in profondità, un lancio che viene ben controllato da Camisa che mette in fallo laterale. Pronto Addae per la rimessa, giocatore canese va a cercare Gabbionetta che si aiuta un po' su Di Matteo, fischia Ciampi. Partita che ancora non ha mostrato un volto chiaro, aperta a qualunque risultato, bloccata su questo 0-0 in una situazione che al momento sembra possa modificarsi solo per effetto di un evento diverso, di un episodio. Qui Malongà prima in ritardo, poi affrontato da Addae, guadagna il calcio di punizione e Vicenza che può provarci nuovamente. Urla Caglioni, chiede la disposizione della barriera, Giacomelli pronto ad andare alla battuta, un po' vicina alla barriera per la verità, allarga Giacomelli questo pallone che poi arriva in mezzo all'area dove Caglioni si supera e va a deviare un pallone che sembrava dover spegnere in fondo alla rete sul colpo di testa di Martinelli. Qui Giacomelli, buono il servizio per Camisa, palla dentro per Martinelli che di testa chiama la grandissima risposta Caglioni, rischia il Crotone e Vicenza che con questo schema manda in area Martinelli e Misuraka, il primo taglia, il secondo colpisce di testa, Caglioni bravissimo a non farsi sorprendere, poi Malongà, una ciabattata Ventò e palla profondissima che però Di Matteo tiene ancora in campo. Con i piedi Caglioni, allontana male e da quest'altra parte però ciabatta peggio il tentativo Danti e alla fine Crotone che può provare ad andare in attacco con un pallone lungo che ora Eramo va a contendere a Di Matteo, l'ultimo tocco però mi sembra del giocatore del Crotone, con Cavazzi che va a recuperare palla. Qui rivediamo la buona iniziativa, il cross per Martinelli che di testa cerca l'angolino, bravissimo Caglioni con la mano aperta ad andare a prendere la palla laddove sembrava ormai quasi irraggiungibile. Martinelli ancora, Camisa, situazione tiri con il Vicenza che ci ha provato un po' di più, non che con l'ultima iniziativa dei padroni di casa la partita abbia guadagnato in spettacolarità, la partita resta sempre quella, ma c'è stato perlomeno un'ipotesi di rischio per uno dei due portieri e quindi per un attimo si è avuta la sensazione che potesse cambiare e modificarsi qualcosa. Altro contrasto durissimo per la verità che ha visto impegnato Gabbionetta che sembrava dovesse urlare per il dolore, in realtà il giocatore brasiliano che è fuori da questa immagine a terra in ginocchio, vedete il tag è scivolato con il quale si fa male Gabbionetta e si fa male anche Martinelli col pallone che poi schizza via
Gabionetta ha un problema alla tibia, rivediamo. Martinelli poi resta a terra anche lui. Contrasto durissimo, ma non portato con cattiveria. Ancora un intervento del direttore di gara, ancora a terra un giocatore, questa volta Giacomelli. 37esimo, Di Matteo. Prova Gavazzi. Il suo sinistro però è corto ed è impreciso, poi l'ultimo è lui a toccare. La rimessa sul rinvio sarà di un Crotone che fin qui è stato costretto a difendersi anche parecchio, al cospetto di Vicenza che nella seconda parte del primo tempo ha preso decisamente l'iniziativa. Vicenza che non è riuscito, complice anche un ottimo intervento di Caglioni qualche minuto fa, a dare corpo e concretezza alla sua iniziativa costante. Crotone che quasi mai si è affacciato dalle parti di Pinsoglio con pericolosità, una partita che davvero fin qui resta inespressa da parte di entrambe le formazioni. Adae si sposta sul tocco di Matute, lascia che la palla arrivi ad Abruzzese. Ancora Matute, calcio di punizione già battuto, il Crotone che manovra ancora. Salvo poi perdere nuovamente la palla sulla tre quarti e permettere agli avversari di ripartire. Ancora Di Matteo, attacca Gabionetta, Di Matteo passa per linee centrali. Giacomelli fermato da Dai Galardo, poi il pallone recuperato. Pettinari difende, riesce a far proseguire. Ancora Galardo, poi Abruzzese, poi Adae, largo c'è Matute che riceve. Eccolo qui Matute, avanza il giocatore del Camerun. Il destro pessimo, ma che comunque raggiunge l'obiettivo. E questa conclusione della distanza col Torromino che non vede Galardo che stava andando in sovrapposizione esterna e non trova lo specchio. Torromino, guardate Galardo dov'era, sul fondo, che aveva fatto una gran corsa per proporsi con la sua azione di taglio in area. Torromino lo ha ignorato, ha cercato il tiro dalla distanza. Gavazzi di testa, poi pallone recuperato ancora dal Crotone e buttato praticamente via. 40esimo, 0-0, non è una gran partita. Di Matteo con le mani, poi Adae recupera palla a centrocampo e la spedisce dove non c'è nessuno dei compagni. La rimessa di Brighenti, Camisa, Martinelli, pallone profondo a cercare Giacomelli, salta con lui anche Matute, la palla termina in fallo laterale, la rimessa del Crotone. Eccolo Matute, primo piano per lui. Giacomelli sbaglia, c'è Galardo, può approfittarne, poi l'apertura di esterno a cercare Torromino che va giù, ma Vicenza che ha già recuperato palla con la chiusura delle diagonali può ripartire ancora. Da questa parte è libero e viene servito Gavazzi, ma esce Matute dall'area d'autorità, recupera palla, fa ripartire ancora i suoi. Gabionetta, adesso arriva da sinistra Gabionetta, in area c'è Pettinari, si ferma Gabionetta, ritornano in due su di lui. Torromino, Galardo, cercato Matute, spazzato via questo pallone. Poi Abruzzese di testa, prima che possa entrare in azione Malongà. A terra Galardo, calcio di punizione, fischia il direttore di gara, non è d'accordo Brighenti.
che entra male col piede, prima stoppa male a seguire, poi cerca di andare a recuperare il pallone in scivolata, ma prende in pieno l'avversario. Si allarga Danti, giocatore preferito a Mustacchio, che era dato annunciato in formazione. Parte il calcio di punizione messo fuori, ancora Galardo a caccia del pallone e poi il lontanissimo Caglioni. 42esimo, 0-0 tra Vicenza e Crotone, e altro pallone che si perde nuovamente oltre la linea lunga. Brighenti intervenuto a fermare questa iniziativa della formazione calabrese, ancora migliore lo scambio. Vantò, Addae, largo c'è Matute, adesso Eramo in possesso di palla, eccolo il servizio per il giocatore del Camerun, colpo di tacco goffo e corto che permette a Gavazzi di ripartire, altrettanto goffo però il movimento di Gavazzi che sbaglia e permette a Gabionetta di recuperare palla, poi la difende dall'attacco dei due avversari. Galardo, largo c'è Migliore, Galardo lo serve, anzi no, serve Torromino, si libera bene, difende palla, poi Gabionetta allarga adesso il gioco verso Galardo, si accentra il capitano del Crotone, palla indirizzata ancora verso Torromino che adesso è venuto a destra, buono il controllo, lo attacca Giacomelli, Torromino riesce a far passare la palla che corre lungo la linea corta del terreno di gioco ma non termina in angolo, viene invece recuperato da Pinsoglio che poi rimette sui piedi dei suoi compagni di squadra. Giacomelli e Di Matteo in tandem per questa nuova iniziativa dalla sinistra. Matute mette il piedone e la palla termina in fallo laterale. Cavazzi con un po' di fortuna recupera il pallone, poi ancora Di Matteo, sempre Cavazzi, il cross corto, basso, spedito fuori da Galardo e poi un pallone da dimenticare che termina direttamente sul fondo. Scuote il capo Gavazzi, qui Martinelli che sembra essersi completamente ristabilito. Al rinvio Caglioni, di testa Eramo, poi Pettinari per Gabionetta che vince il duello di forza, se ne va Gabionetta, il sinistro di Gabionetta, palla fuori, in area c'era Pettinari ma il brasiliano quando ha l'opportunità si allarga e poi prova a mettere la palla direttamente in rete. Qui scaglia un gran tiro che però è impreciso, ma Crotone che si segnala, c'è, è vivo, vivace, quando può colpisce. 45esimo in corso, forse ci sarà un minutino da recuperare. Malongà prova ad andare via, buono il suo controllo, difende palla, sovrapposizione per questo cross in area che Migliore allontana di testa, poi con calma il Crotone cerca il disimpegno, troppa calma, qualche errore di troppo, alla fine c'è bisogno di Matute che sparacchia via lontano senza pensarci su. Galardo recupera palla, termina in fallo laterale e non è del giocatore del Crotone l'ultimo tocco, per cui la rimessa con le mani sarà proprio dei calabresi. Va Migliore, tra un po' vedremo Merlino alzare il tabellone. 3 minuti da recuperare. Recupero 3 minuti. Francamente non mi sembrava se ne fossero persi così tanti. Altro pallone tenuto in campo che però termina tra le braccia di Caglioni. Brentò, Addae, Gabionetta riesce a girare, Eramo che prende il controtempo Matute. Il pallone è regalato al Vicenza che può approfittare adesso con Giacomelli per imbastire un'ovazione. Misuraka, palla sul destro, si allarga,
cerca collaborazione dalla parte opposta, c'è sempre comunque il sostegno di Danti o eventualmente Brighenti quando si sgancia. Danti in questo caso guadagna con un rimpallo il quarto tiro dalla bandierina per il Vicenza. Uno ne ha battuto il Crotone, sprona i suoi Caglioni chiedendo concentrazione in questo secondo minuto di recupero. Pallone sul quale saltano in due, c'era Matute a difendere, non è stato lui a toccare il pallone, che su questa parabola invece è stato sfiorato da Camisa. Ed è terminato sul fondo. Finalmente il pubblico, per un presunto fallo ai danni di un giocatore di Vicenza, lascia giocare Ciampi. Ancora Crotone, Eramo, palla sul destro, pallone in profondità che però è preda della retroguardia avversaria. Ultimo minuto dei 3 di recupero assegnati da Ciampi. Partita che può sbloccarsi solo con un episodio o con una invenzione, almeno per quanto visto fin qui. Squadre che si equivalgono, si annullano vicendevolmente. Malongà controlla bene, si gira bene, poi però deve trovare qualcuno a cui offrire palla. Si fa vedere Danti, arriva Brighenti, il cross respinto. 17 secondi alla fine del primo tempo, alla fine di questi 3 minuti di recupero che non hanno aggiunto né tolto nulla. Una prima parte di gara abbastanza insipida e incolore. Fischia Ciampi, tutti a riposo, super spot. Tornano sul terreno di gioco le formazioni. Il Crotone si era schierato nel corso del primo tempo con Caglioni tra i pali, con Matute, Ventò, Abruzzese e Migliore in linea difensiva, con Addai, Eramo e Galardo in mediana, con Torromino e Gabionetta ai lati di Pettinari. La risposta del Vicenza affidata a Pinsoglio, a Brighenti, Martinelli, Camisa, Di Matteo in difesa, Cavazzi, Castiglia, Bisuraca in mezzo, Danti e Giacomelli alle spalle accanto a Malongà. Francamente si è visto poco, sono due formazioni che giocano in maniera abbastanza speculare. Vediamo se in questa ripresa ci sarà qualcosa di più da raccontare e soprattutto se ci sarà qualcosa di più da vedere, perché fin qui le due formazioni hanno davvero mostrato molto poco, ma c'è bisogno di uno scatto, di una reazione per portare a casa 3 punti che sarebbero importantissimi per entrambe le squadre. Il pareggio paradossalmente non fa bene a nessuna delle due. Si parte con la ripresa, questa volta il Vicenza gioca da sinistra verso destra. Non sono cambiati gli organici, siamo con gli stessi 22 uomini che hanno lasciato il terreno di gioco nel corso del primo tempo. Brighenti, palla in mezzo, fermata da Addai, può ripartire con la collaborazione di Eramo, il giocatore ghanese, che poi termina a terra attaccato. Calcio di punizione in favore del Crotone. Migliore, Abruzzese, Migliore, poi palla che è recuperata dalla retroguardia del Vicenza, che con calma amministra e prova nuovamente questa impostazione attraverso il lancio lungo indirizzato in profondità per Malongà, ma più lesto al limite dell'area a recuperare il pallone Caglioni. Matute, Abruzzese, Ventò, Galardo d'esterno, il tocco per Migliore che non può tenerla in campo, la palla termina fuori.
dalla parte opposta di Matteo, eccolo pronto Pisano, recuperato in extremis, potrebbe essere il primo cambio della partita. Vicenza che ha necessità di fare qualcosa di più e di innestare uomini in grado di modificare l'assetto della gara. Pisano potrebbe essere un ottimo incursore, oltre che contribuire a difendere. Le assenze di Pinardi, Semioli, Gianni, Rigoni, Lazco, insomma, condizionano non poco. Esce Martinelli, entra Pisano al terzo della ripresa. Vicenza sostituisce il numero 5 Martinelli, con il numero 6 Pisano. Malonga, attenzione a Misuraka, ancora verso Malonga che non riesce a controllare un pallone che era sfuggito al controllo dei difensori e che poi è terminato placido tra le braccia di Caglioni. Qui Misuraka riesce a far filtrare, poi Malonga si spintona con Migliore che lo rallenta quanto basta per poi non permettergli di controllare né di battere, e la palla si avvia allungandosi verso il portiere del Crotone che la fa sua. Matute, fallo, calcio di punizione. Si aggrappa Giacomelli. Galardo, abruzzese, profondo il lancio, fermato, ma c'è ancora Galardo. Misuraka su di lui, lo rallenta. Poi Adae, dalla parte opposta arriva anche Matute, la palla invece verso Eramo, il destro respinto, Gabionetta lascia, poi questa battuta di Adae molto violenta ma fuori misura. Bright Adae, ghanese, arrivato attraverso il Parma a Crotone. In corso, Vicenza che prova ancora a spingersi verso la destra, applaude Malonga l'iniziativa dei compagni, ma il pallone è impreciso e irraggiungibile per lui. Migliore per la rimessa con le mani, con Drago che chiede alla squadra di allungarsi, di andare in profondità, di stendersi. Contatto Misuraka Pettinari, forse col gomito. Misuraka, Giacomelli, largo, cerca l'inserimento del solito Di Matteo che continua a macinare chilometri su quella fascia. Punta l'uomo Di Matteo, cerca il fondo, difende palla, rientra, poi l'apertura, attenzione perché c'è Danti, c'è spazio per il cross, Migliore di testa, recupera Brighenti all'indietro. Poi Camisa scambia con Pisano. Castiglia. C'è il cross messo fuori da Ventò. Danti era venuto qui sul secondo palo a farsi vedere, palla invece corta. Non c'è molta soddisfazione fra i tifosi. Ancora una rimessa per il Vicenza. Giacomelli, Camisa Brighenti, battuta lunga di sinistra a cercare Malonga, abruzzese in elevazione. Poi attenzione perché per un attimo Castiglia ha l'opportunità di controllare e cercare la battuta. Ancora una volta la retroguardia fa buona difesa su questa iniziativa della formazione di Breda, che adesso prova a costruire nuovamente sull'out. Fermato Di Matteo, c'è il break, può andare il Crotone ma sono in 4 contro 5 e allora si spegne subito il tentativo di contropiede. Vicenza che recupera palla sono proprio 3 quarti, adesso si stanno allungando un po' le squadre e quindi si creano più occasioni. Il fallo di Eramo che
che esce dalla linea più arretrata e va direttamente sui piedi di Gavazzi, un pestone che Gavazzi ovviamente non gradisce. Calcio di punizione per il Vicenza, già battuto. Di Matteo, cross, Caglioni in elevazione, poi comodo, fa ripartire Galardo. Di prima il lancio di Galardo a cercare questa volta l'iniziativa sulla destra dove era andato Bettinari, fermato. Calcio di punizione chiesto dal Crotone, ignorato dal direttore di gara quello scontro nel quale Bettinari è rimasto a terra e Vicenza che è già ripartito dalla parte opposta. Attenzione a Danti, controllo per Malongà, murato Malongà e poi questo pallone all'indietro a rischiare quasi l'autogol, che chiede ancora a Caglioni uno sforzo supplementare. Qui Danti, Malongà, murato e poi Matute che colpisce il pallone, che ha uno strano effetto e va all'indietro laddove Caglioni deve ancora una volta esibirsi in una autentica prodezza per evitare il peggio. Crotone che comunque adesso ha questa opportunità di rimettere dall'area piccola e sta anche per prepararsi a un cambio. Bentò, Gavazzi mette giù, prova a portarsi via il pallone sull'out, se ne va Gavazzi, palla sul sinistro, deve rientrare sul destro, poi l'appoggia all'indietro, Giacomelli si libera bene, il tiro, il palo. C'era questa volta Caglioni sulla direzione, ma Giacomelli ha preso il palo. Nono minuto della ripresa, fatto secco a Dae e poi palla che prende in pieno la base del palo alla destra di Caglioni. È partita che si accende un po'. Si impegna elaborato del Crotone che prova a imbastire l'azione, si fa rubare ancora palla, ancora il Vicenza che prova a partire, questa volta l'intervento di Daite che è scivolato alla meglio. Malongà lo spinge fuori Ventò, da quest'altra parte Torromino, il ripiegamento difensivo alla meglio, riesce ad allontanare il pallone. Anticipato l'intervento di Galardo da Camisa che poi rimette il movimento ai suoi, adesso Misuraka, murato anche Misuraka da Dai, allora può ripartire il Crotone, ma è troppo lento Bettinari ad avviare la manovra, rientrano in tre su di lui e la palla gli viene messa in fallo laterale. Entra Maiello, esce Addae, Maiello è stato recuperato, non stava bene. Con lui il Crotone può trovare qualche geometria in più, un po' di fantasia in più, ma soprattutto anche qualche conclusione in più. Brighenti, partita che si è svegliata improvvisamente col palo di Giacomelli. Angolo, 5 al conto dei corner, sfiora Matute. Vicenza che arriva da 2 sconfitte a Bari in casa col Padova e un pari a Terni, ha bisogno di punti. Crotone che arriva da un pari a Cesena e da una vittoria in casa contro il Novara. Palla verso Malongà, abruzzese di testa, poi si scontrano 2 giocatori del Vicenza. Brighenti frana su un compagno che nella circostanza resta a terra, è Danti. E palla che si spegne sul fondo. Bella azione di Giacomelli quando al nono il Vicenza
ha colpito un palo quasi clamoroso, presa in pieno la base del palo. Qui lo scontro Brighenti-Danti con Torromino che accenna l'intervento ma poi si ferma. Crotone in quell'occasione scoperto, Crotone che rischia oltre il dovuto. Prossimo turno che vedrà impegnato il Crotone in casa contro il Verona e il Vicenza a Varese. Necessità da parte del tecnico Drago di tenere a riposo un po' di uomini. Vicenza che invece ha l'organico contato per le indisponibilità. Fanno rumore insomma i nomi di Lazco, Rigoni, Gianni e soprattutto Semioli e Pinardi assenti. Qui Galardo aveva messo in mezzo il pallone, una trattenuta di Pettinari. Brighenti, cercato Malongà, fermato da Abruzzese, poi Migliore che allontana. Non c'è continuità nell'azione offensiva. Adesso Torromino recupera palla, può andare proprio il nuovo entrato Maiello. Abruzzese, Vantò, che si rifugia tra i piedi di Caglioni, che sicuramente ha messo molto del suo nel tenere questo 0-0, un intervento sul colpo di testa di Martinelli e un salvataggio su un colpo di testa all'indietro di Matute. Migliore va giù, non c'è fallo secondo il direttore di gara, resta in attacco il Crotone però con Eramo. Buona opportunità questa conclusione della distanza che va direttamente sui piedi di Pettinari che non può controllare. Accenna la reazione il Crotone e la accenna grazie a questo tentativo di Maiello che dicevamo è una soluzione in più, una risorsa in più nelle conclusioni a rete. Però questa volta il tiro incoccia nei piedi di Pettinari che non può né correggere né controllare. Pisano, Gavazzi, palla larga ancora, c'è l'opportunità per affondare per Di Matteo, fermato proprio da Maiello che se ne va, fa bene anche resistendo al tecnico scivolato che gli mette il pallone in fallo laterale. Comincia ad avanzare anche Pisano a dare il suo contributo nelle geometrie. Vediamo se cambia di più il Vicenza che si è dato la scossa con il palo di Giacomelli o il Crotone che adesso con Maiello ha trovato una soluzione diversa. Qui un fallo su Gabbionetta mentre Vicenza sta per preparare un altro ingresso in campo, un'altra sostituzione. Avanza Eramo, largo a cercare ancora Maiello, apertura laterale, Romino punta da questa parte sul secondo palo, questa conclusione direttamente tra le braccia di Pinsoglio non preoccupa. Gabbionetta si è accentrato bene, vedete Torromini era pronto su quest'altro palo appostato ma la palla era debole. Ancora Pettinari, controllo di Pettinari in mezzo a 4 avversari, va a terra, resiste, tiene palla, poi riesce ad appoggiare a Matute che riapre. Gabbionetta, Maiello, Eramo, Galardo, sovrapposizione in ritardo di Migliore che adesso arriva. Galardo invece gioca centralmente, buono il suo movimento, buono il movimento anche di Maiello, poi si chiude la retroguardia. Malongà prova a girarsi e a partire con la sua sgroppata ma non gli danno spazio di andare in profondità
e neanche la sovrapposizione di Danti è utile, ma c'è Camisa che tiene viva l'azione del Vicenza. Matute per un attimo la rallenta. Gavazzi da distanza, un pallone inguardabile. Cambio ancora. Pronto Plasmati, che può dare qualcosa in più di quanto non abbia dato Misuracca nel corso di questa gara. Secondo l'idea di Breda. Vedremo se avrà ragione il tecnico del Vicenza. Intanto però Gabionetta recupera palla, riapre per Maiello, c'è spazio per il Crotone, ancora Gabionetta dalla distanza, altro tiro, altra esplosione di potenza fuori misura. Attaccante di Campinas, appena il corridoio ci prova. Merlino fa rientrare nell'area tecnica Breda. Plasmati, primo contrasto vinto, Giacomelli può andare, fermato Giacomelli. Matute. E poi il break del Crotone che adesso può andare in questa ripartenza, veloce nello spazio avversario. Ancora Gabionetta. Si ferma, poi aspetta Galardo, Maiello, Pettinari, lo prende Di Matteo, ancora Maiello. Si è esaurito l'effetto sorpresa, ma francamente anche quel pizzico di lucidità che sarebbe servita, perché la palla è stata completamente regalata agli avversari. 0-0, Crotone che però tiene bene il campo, rischia un po'. E adesso c'è pronto Gaetano Prosperi Khalil a dare il suo contributo di fantasia e di incisività. Plasmati il controllo, ma c'è il fischio del direttore di gara per una posizione irregolare. Segnalazione di Cucchiarini che adesso rivediamo correttissima nel replay. Vedete Plasmati dalle spalle di Ventò e poi rientrato. Entra Khalil, esce Pettinari. Torrovino, poi Galardo fermato in fallo da Gavazzi. Torrovino in mezzo a tre, buono il suo suggerimento, si fa vedere anche Galardo sull'apertura di Maiello, preoccupatissimo Di Matteo per il secondo tiro della bandierina del Crotone, si rifugia in calcio d'angolo. 5 ne ha battuti il Vicenza, va a Torromino dalla bandierina, si fa vicino anche Gabionetta. E lui a battere, parabola in area dove va a saltare Abruzzese, lo anticipa Gavazzi, poi Plasmati, poi il rinvio del Vicenza, ma tutto il Crotone adesso è all'altezza della tre quarti del Vicenza. Matute ripropone, Gavazzi allontana, Galardo si impegna, lo contrasta Malonga, Galardo all'indietro sul migliore, poi Eramo, Galardo, il cross messo fuori
poi Gavazzi controlla, Khalil lo contrasta, ancora Galardo, Eramo, Crotone che sembra adesso avere preso un po' più fiducia nei propri mezzi. Buono il lavoro di Maiello, largo per Migliore, sembra un buon momento per il Crotone, palla sul sinistro di Migliore, il cross in area, il colpo di testa fuori misura di Gabionetta che salta male, la palla si impenna, va a recuperarla Pinsoglio. Adesso l'azione del Crotone si è fatta un po' più incisiva, meno rinunciataria, e Vicenza per qualche istante è stato messo un po' alle corde. Ora prova a tornare su la squadra di casa. Malongà, Migliore spazza via, 2 palloni in campo. Brighetti allontanato da Galardo, poi subentra l'azione Malongà. Gavazzi, buono il suo lavoro su Torromino, altra palla rubata però da Gabionetta, e poi prova a suggerire per Torromino un pallone scotellato in avanti che ancora una volta recuperato per un attimo dal Vicenza, ma c'è il Crotone che ora gioca un po' più in scioltezza di quanto non abbia fatto fino ad ora. Controlla e riparte, qui Di Matteo attaccato da Maiello, il cross del Vicenza di Di Matteo direttamente dalle braccia di Caglioni. Anzi era Giacomelli. Ventiquattresimo, sempre 0-0, un palo di Giacomelli al nono della ripresa, poi un paio di sprazzi del Crotone. Migliore, torna su Maiello, scatta Matute, lo vede Maiello, lo serve in uno spazio abbastanza ampio che permette al giocatore del Cameron di proiettarsi in avanti e di arrivare fino in area, a puntare l'uomo. Khalil controlla e gira, primo pallone toccato, cerca l'angolo che non c'è, rivediamo Matute, controllo, boh, da questa immagine non si vede se c'è la direzione di Pisano o meno, da questa forse sì, forse Pisano ha sfiorato, un tocco che però non è stato segnalato. Gabionetta, Khalil perde palla, la recupera, fallo, a terra Danti, buona penetrazione adesso del Vicenza sull'out di sinistra, Matute rientra e con il corpo recupera palla, mette in gioco tutto il proprio vigore fisico. Matute sbilancia solo con la sua presenza, adesso può ripartire ancora il Crotone. Gabionetta resiste a un attacco e anche a un secondo attacco di Gavazzi, che il secondo è falloso, calcio di punizione, giallo per Gavazzi, ha speso un fallo tattico. Gabionetta stava ripartendo, battuto il calcio di punizione, ci arriviamo verso la mezz'ora della ripresa. Torromino, il cross sul secondo palo, messo fuori, c'è però Eramo che fa buona guardia, poi Galardo, ancora Torromino, si accentra il tiro tra le braccia di Pinsoglio.
27esimo, 0-0. Plasmati di testa al centro dell'area, Eramo allontana un pallone che si perde dalle parti di Gabbionetta. Non è una gran partita, ma sicuramente questa ripresa è stata meglio. Posto in palio importante, 3 punti utili a entrambe le formazioni, soprattutto al Vicenza, che in questo momento appare in un momento di crisi di risultati. Ancora Giacomelli, buono il suo lavoro, poi palla che termina sul fondo. Bene in preparazione, nulla più, palla che poi si è allungata ed è andata oltre il fondo. Caglioni per la rimessa. Pallone ancora in fallo laterale. Avanza a tutte, ancora Crotone si proietta dalle parti di Pinsoglio, non è perso sulla tre quarti. Altro cambio. C'è uno stanco Giacomelli, entra in campo invece a metterci qualcosa di più Mustacchio, soprattutto in energia. Giacomelli ha fatto molto, ha anche colpito un palo. Adesso tocca a Mustacchio metterci qualcosa di più in questo finale di partita che vede il Vicenza conquistare il suo 6° tiro dalla bandierina quando siamo alla mezz'ora della ripresa. Parabola in aria messa fuori da Matute. Battuta alla distanza inguardabile e incommentabile. Fischia il pubblico che non gradisce, rientra nei ranghi vigenti. Non l'ha tenuta bassa, scagliato un pallone inguardabile verso la porta di Caglioni. Da quest'altra parte prova Khalil, il cui ingresso non è che abbia inciso fin qui particolarmente. Attenzione a Malongà, messo in movimento sulla sinistra, entra in area, di tacco, prova a portarsi via il pallone, lo ferma Ventò, poi subentra Plasmati e alla fine si salva con l'apporto di Maiello il Crotone. E questa sventagliata a cercare Gabbionetta costringe il Vicenza a un precipitoso recupero all'indietro. 32esimo. Avanza ancora Cavazzi.
Misa prova a mettere in mezzo un pallone che poi si perde sul fondo. Qui Malonga che semica il panico tra Ventò e Matute. Pochi tifosi da Crotone ma rumorosi. E palla ancora in fallo laterale, già rimessa in gioco. 32esimo della ripresa. Scatta Malonga, non viene visto. Pronto un altro cambio nel Crotone. Altra parabola in area, al limite Plasmati sfiora, Malonga può controllare, si gira Malonga, fa fuori per un attimo Matute, su di lui adesso Ventò. Cross dalla sinistra che viene ancora una volta sporcato e messo in angolo. No, quindi Matteo protesta, chiede l'angolo, ma secondo il direttore di gara è proprio il cross che è stato sbagliato. Vediamo, e infatti sì. Altro cambio, entra Mazzotta, esce Torromino. Mazzotta sembrava dovesse giocare dall'inizio. Ancora forze fresche per il Crotone. Chi non ha ancora impresso un cambio di passo è stato Khalil, perché Maiello ha sicuramente dimostrato di poter dare qualcosa di più. Brasiliano un po' fuori dal gioco. Cavazzi, avanza il Vicenza. Malonga viene fuori area a cercare palla, possesso palla che è pressoché equivalente. Castiglia deve allargarsi. Altro pallone nel cuore dell'area, Matute sulla correre di Danti, spazza via. Maiello, disimpegno con calma, ancora Matute. Alla giocata verso Khalil che non dà l'impressione di impegnarsi molto per raccoglierla, ma neanche per andare a contrastare gli avversari. Da quest'altra parte Caglioni raccoglie un docile cross. 35esimo, 0-0. Qualche sprazzo, ma francamente gara piuttosto incolore per entrambe le formazioni. Il palo di Giacomelli e un paio di interventi di Caglioni fanno pendere la bilancia dalle parti del Vicenza. Crotone che però ogni tanto si affaccia pericolosamente. Galardo, Eramo, arriva Matute, deve impegnarsi, tiene palla in campo, palla sul destro, il cross di Matute, palla messa fuori. Eramo, avanza Eramo, c'è largo anche Mazzotta. Poi sovrapposizione di Migliore, il cross fintato col sinistro, poi ancora Mazzotta, punta l'uomo, ancora Migliore, ancora Galardo, il cross di sinistro sul secondo palo, esce Pinsoglio che subito fa ripartire la manovra del Vicenza. Maiello commette fallo sotto gli occhi del direttore di gara, si alza il giallo. Terzo ammonito della partita. Dopo Di Matteo e Cavazzi anche Maiello. Ammoniti il 27, il 7 e il 17. Non è una gran giornata per il numero 7. Crotone che ruba palla, può provare ad andarsene Mazzotta ma se l'allunga troppo.
37esimo della ripresa. Eramo, Galardo, palla sul sinistro, entra Galardo verso l'area, poi scodella un pallone incomprensibile. Ancora Migliore. Con calma il Crotone, Galardo. Mazzotta. Galardo ancora. Gabionetta sinistro, poi scodella dentro verso Mazzotta, palla messa fuori. Gavazzi riceve forse un colpo da Gabionetta, poi recupera palla, se ne va Gavazzi, attaccato in seconda battuta da Khalil. Vicenza che adesso ha difficoltà a uscire da quella zona di campo. Accenna il pressing Crotone sul portone di palla, poi Vicenza però viene fuori, riesce a scodellare in mezzo, poi va a Mazzotta sull'attacco di Mustacchio. Quando va a pressare il Crotone tiene bassa la retroguardia del Vicenza e dà l'impressione di poter creare problemi. Ancora Vicenza, altro fallo, calcio di punizione, a terra Camisa. La manovra del Vicenza che adesso avanza con Castiglia fermato al limite dell'area. Può ripartire ancora il Crotone che per un attimo pasticcia, poi recupera con Maiello e con Migliore prova a organizzare il disimpegno. Galardo, Mazzotta fermato, allora si riparte ancora sull'out di sinistra. Khalil fermato anche lui. Altro break del Vicenza, ruba palla, poi Gavazzi cambia gioco, invita all'azione dalla parte opposta, ancora Di Matteo che si spinge bene in avanti, allunga il passo Di Matteo, si accentra Di Matteo, poi un pallone sporcato che arriva comunque dalle parti ancora di Gavazzi che allarga a cercare Mustacchio, il destro di Mustacchio in area, palla che taglia tutta la linea dei 16 metri avversaria, però poi si perde nel nulla. Ancora Vicenza che prova a spingere, la partita resta saldamente in equilibrio. C'è un calcio di punizione in favore del Vicenza che può rivelarsi una opportunità ghiotta quando siamo a meno di 4 minuti alla fine, più il recupero che è stimabile in altrettanti minuti, 4. Caglioni si arrabbia, non viene molto seguito nell'applicazione della barriera e della retroguardia. Area che si affolla, c'è anche Plasmati al limite dell'area, parte la parabola proprio a direzione di Plasmati,
Migliore lo controlla bene, poi allontana, può ripartire allora il Crotone, ma solo per un attimo. Maiello con Mustacchio di forza, spingendo un po', poi ancora Migliore. Gabionetta, apertura dalla parte opposta dove arriva Matute sulla destra, servito adesso, c'è spazio per il cross di Matute, da questa parte Gabionetta all'inseguimento del pallone che gli viene conteso, l'ultimo a toccare è il brasiliano. Mustacchio gli rende pan per focaccia rispetto a quanto ricevuto dalla parte opposta. Va a recuperare una palla che permette al Vicenza, con la rimessa con le mani, di ripartire. Ancora Vicenza. Matute e Vantò per confezionare questa azione di disimpegno che permette ancora al Crotone di uscire fuori da una situazione critica. Galardo, poi con calma il Crotone, molto bene. Migliore da questa parte. 43esimo. Galardo, cercato Maiello, in area c'è Khalil che si affianca a Gabionetta, arriva ancora Matute. Galardo e Eramo molto vicini, eccoli scambiare. Galardo, Mazzotta, Eramo, lo scambio, Eramo riceve il pallone di ritorno da Khalil, poi viene fermato poco prima di entrare in area. Gavazzi giù, il fallo di Migliore, giallo anche per lui. Nessuno degli ammoniti era diffidato, gli diffidati erano Castiglia e poi due assenti Gianni e Correia in questa partita. Ammonito anche Migliore. Scalentati davanti, dove però non riescono a combinare Plasmati e Malongà. Può ripartire Gabionetta, fermato nel cerchio di centrocampo, non c'è fallo per il direttore di gara. Rimessa con le mani del Vicenza, siamo nell'ultimo minuto di gioco, ce ne saranno tra 3 e 4 da recuperare, propenderei per i secondi, ovvero per 4 tra cambi e interruzioni. Palla fuori, tra un po' si alzerà il tabellone luminoso. Quattro minuti. Recupero 4 minuti. Mustacchio è Migliore a confronto, Mustacchio chiede l'angolo, lo ottiene, è il settimo tiro dalla bandierina per il Vicenza, si giocherà fino al 49esimo in una bolgia autentica. Fischia il pubblico, è arrivato il pallone, adesso c'è da rimettere in gioco. Parte la parabola in area, messa fuori, alzata la Ventò 2 volte, poi Ventò va a terra, calcio di punizione in favore della difesa. Chiedevano un fallo di mano i giocatori del Vicenza. Qui salta Ventò, poi si scontra con Plasmati, va a terra Ventò e praticamente viene caricato da Mustacchio che finge di saltare sul pallone ma in realtà va a toccare l'avversario. Palla giocata all'indietro da Camisa su Pinzoglio che allontana. Ora palla ancora il Crotone, Mazzotta il controllo, guadagna la rimessa con le mani. Sembrava,
in effetti la rimessa è del Crotone. (47esimo) che si sta spegnendo, si entra negli ultimi 2 minuti di gioco in questo recupero assegnato da Ciampi di Roma. Galardo non passa, Plasmati fermato, Eramo da terra, poi Migliore, poi con calma Abruzzese prova a riorganizzare Khalil, ancora Galardo, c'è Gabionetta tutto solo, lo vede Galardo, Gabionetta di petto controlla, offre questa conclusione a Maiello, respinta, c'è ancora Galardo, il cross sul secondo palo, salta Maiello anticipato, poi Gabionetta, caccia del pallone, commette fallo, calcio di punizione in favore del Vicenza. Giallo anche per Gabionetta. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di recupero, 1 minuto e 20 al termine. Caglioni, al quale sicuramente si deve attribuire un bel voto oggi per 2 interventi importanti, uno sul colpo di testa di Martinelli che ha salvato il risultato e l'altro invece su un tocco all'indietro di Matute. Khalil recupera palla, la ruba in questa azione difensiva, poi Galardo, Crotone che pericolosamente arriva in area, scivola Galardo in una situazione irripetibile. Stai là, gli urla il tecnico Drago. Galardo non mi pare che lo ascolti molto. È scivolato al momento del cross Khalil. Ultimi 30 secondi, chiude in attacco il Crotone, va giù Khalil, si gioca però Maiello, ribattuto, Gabionetta è fermo praticamente, avrebbe fatto meglio a giocare invece di protestare. Eramo, Migliore, ultimi 20 secondi, Matute tutto solo sulla destra, Crotone che spinge in questa fase finale, ancora lo scambio con Khalil, Matute, entra in area Matute, Maiello, palla respinta, angolo, no, non viene assegnato l'angolo, viene assegnata la rimessa dal fondo, vediamo di chi è l'ultimo tocco. Francamente non si capisce, finisce qui 0-0, super spot. 7-2 il conto degli angoli, 5 ammoniti di Matteo, Cavazzi, Maiello, Migliore e Gabionetta, una partita sostanzialmente corretta con il Crotone che ha spinto di più, ha avuto un paio di buone opportunità nel finire di gara, ha complimentato l'arbitro Ciampi che non ha sbagliato praticamente nulla, è finita 0-0. Un plauso a Caglioni che in un paio di occasioni ci ha messo del suo, molto bene Giacomelli che ha colpito un palo al nono della ripresa, ma il Crotone strappa un punto importantissimo a Vicenza, finisce 0-0 tra Vicenza e Crotone. È tutto, restate con noi, grazie e buon weekend.